Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Messina, allarme antivirus subito rientrato. Negativa la turista argentina ricoverata al Policlinico per una polmonite. L'infettivologo, i contagi sono possibili prevalentemente con contatti prolungati tra le persone. A Gela fallita una nuova spaccata, in due nella notte hanno tentato di assaltare una tabaccheria armati di mazze senza riuscirvi, anche per l'arrivo dei vigilantes. I commercianti esasperati progettano ronde notturne. Palermo, polizia e carabinieri a caccia allo zen delle armi utilizzate in questi mesi per le intimidazioni mafiose a imprenditori e commercianti. Quartiere cinto d'assedio alla ricerca di pistole, fucili e soprattutto Kalashnikov che hanno squarciato le vetrine anche a Sferracavallo. Commozione per la morte della piccola Alessia, gran tifosa del Palermo Calcio, che tutti chiamavano guerriera, combatteva da anni contro un tumore. La camera ardente allo stadio. A Siracusa non solo crisi idrica, ora ci sono anche i miasmi. La città si è svegliata con un'ondata di forti maleodori di idrocarburi. Tantissime le segnalazioni dei residenti e la sicurezza è messa a rischio anche dal degrado urbano in assenza di cura del verde. Ragusa fanno giardinaggio i ragazzi dell'ANFAS, l'associazione delle famiglie e delle persone con disabilità. Affiancati dagli operatori si prendono cura degli spazi verdi del centro, un'occasione preziosa per esprimersi e acquisire nuove competenze. Musica, dopo i trionfi internazionali, il Volo si esibirà per la prima volta nella nostra regione, a luglio al Teatro Greco di Siracusa, poi a Taormina. Al nostro TG Ignazio Boschetto e Piero Barone, i due tenori siciliani. Calcio, cresce l'attesa per l'esordio della Catania nei play-off. Domani a mezzogiorno i rossazzurri conosceranno l'avversario e subito dopo amichevole al Massimino. Bentrovati. A Messina la paziente argentina, caso sospetto di antivirus, è risultata negativa dopo i test allo Spallanzani di Roma. Insomma, allarme subito rientrato. Francesco Triolo. È risultata negativa all'antivirus la paziente ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite sospetta. Il campione prelevato sulla donna è stato analizzato con le strumentazioni più moderne allo Spallanzani di Roma, riferimento nazionale per test su malattie infettive complesse o rare, come quello per l'antivirus. Sono state effettuate analisi del sangue e dalle urine specifiche mirate a rilevare anticorpi o materiale genetico del virus. La 49enne argentina era arrivata domenica scorsa al pronto soccorso del Policlinico messinese per una sospetta polmonite e ha dichiarato di provenire da una zona endemica dell'Argentina, seppure non avesse avuto contatti con gli altri casi di antivirus sinora riscontrati. Era stata quindi immediatamente posta in biocontenimento già al primo accesso nell'area di emergenza per poi essere trasferita nel reparto malattie infettive, dove ha proseguito le terapie sempre in isolamento. Pur non rientrando nella definizione di caso sospetto, però, gli operatori sanitari hanno seguito il protocollo previsto dalla circolare del Ministero della Salute e a scopo precauzionale per completezza diagnostica si è proceduto a contattare lo Spallanzani, che ha ritenuto opportuno l'approfondimento diagnostico, e questa mattina è giunta anche la conferma che il test è negativo. Sintomi dell'antivirus, come avviene il contagio, cosa sono il tracciamento e il piano pandemico. Tonino De Mana lo ha chiesto all'infettivologo Carmelo Jacobello. Ecco l'intervista. Dottor Jacobello, i sintomi dell'antivirus. I sintomi sono tipici di un virus influenzale, quindi inizialmente una sintomatologia delle prime vie aeree, mal di gola, rinorrea, particolare affaticamento e soprattutto febbre. Nell'arco dei giorni però la patologia può diventare severa con un interessamento polmonare che, a differenza del Covid, è interstiziale ma può diventare emorragico. Come avviene il contagio?
Il contagio avviene attraverso, fino ad ora noi avevamo la certezza che il contagio avvenisse attraverso le deiezioni e le urine dei topi, dei roditori, che una volta aerosolizzati diffondevano nell'aria il virus. Però la scoperta di questa nuova variante, Andes, ha modificato in un certo senso, ha fatto il salto di qualità e il salto anche di specie, per cui con questa variante il contagio interumano è possibile, anche se a differenza del Covid c'è bisogno di un contatto stretto, prolungato, perché possa avvenire il contagio. In cosa consiste il tracciamento? Per questo virus il problema del tracciamento diventa più complicato, perché siccome il periodo di incubazione varia da 10 a 40 giorni, è chiaro che se un soggetto ha avuto il contagio 40 giorni prima, ma sviluppa i sintomi dopo un periodo così lungo, è difficilissimo poi andare a individuare tutti i contatti. Dottor Jacobello, il piano pandemico per l'antivirus? Il piano pandemico per l'antivirus è sostanzialmente il piano pandemico uguale a tutte le grandi pandemie, naturalmente l'uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e soprattutto il controllo dei contatti e gli isolamenti dei pazienti che hanno avuto il contatto. Ovviamente si tratta di un piano predisposto in via precauzionale. Andiamo a Gela, tornano paura e tensione nel centro storico. Nella notte 2 uomini hanno tentato di assaltare una tabaccheria, anche questa volta armati di mazza, senza riuscirci però per fortuna anche per l'arrivo dei vigilantes. E i commercianti esasperati progettano ormai ronde notturne. Gerry Italia. Il rumore dei colpi nel silenzio della notte, poi la fuga improvvisa all'arrivo della vigilanza e l'ennesimo tentativo di spaccata che colpisce il centro storico. Sono circa le 2:30 quando 2 uomini arrivano davanti a una tabaccheria armati di mazza, puntano direttamente alla vetrina nel tentativo di sfondarla e introdursi all'interno del locale. I malviventi colpiscono più volte il vetro con violenza, ma durante l'assalto la mazza si rompe. Nonostante questo, continuano a tentare di aprirsi un varco prendendo a calci la vetrina, senza però riuscire a entrare. A mettere fine al raid è l'arrivo dei vigilantes impegnati nel controllo della zona. I 2, accortisi della presenza della sicurezza privata, scappano rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Un episodio che arriva appena 2 notti dopo l'arresto in flagranza di un uomo accusato di aver tentato una spaccata ai danni di una parrucchieria in via Venezia. Ma la sequenza di furti e tentativi di assalto registrati negli ultimi mesi continua ad alimentare rabbia e paura tra gli esercenti del centro storico. Tra i commercianti c'è anche chi pensa all'organizzazione di ronde notturne per presidiare le attività commerciali. Una prospettiva che la Confcommercio locale prova a disinnescare, invitando a mantenere fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e chiedendo un rafforzamento dei controlli sul territorio. Noi stiamo cercando in tutti i modi di evitare tutto questo, ci fidiamo delle forze dell'ordine, sappiamo che stanno lavorando e speriamo che al più presto anche gli altri autori di queste spaccate vengano assegnati alla giustizia. Il clima nel centro storico resta però pesante e mentre commercianti e residenti chiedono maggiore sicurezza cresce la preoccupazione per un'escalation criminale che sembra non arrestarsi. Da Gela a Palermo, caccia all'arsenale delle intimidazioni degli ultimi mesi. Polizia e carabinieri hanno cinto d'assedio i padiglioni dello Zen all'indomani del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che ha deciso nuove misure di controllo del territorio anche a Sferracavallo. Maglio Viola. Quartiere Zen passato al setaccio alla ricerca dell'arsenale delle intimidazioni. Polizia e carabinieri dall'alba hanno preso d'assedio i padiglioni dello Zen, da dove si pensa partano danneggiamenti e intimidazioni degli ultimi mesi. Si cercano pistole, fucili e soprattutto i Kalashnikov degli ultimi attentati. È la prima azione messa in campo all'indomani del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha stabilito una serie di controlli aggiuntivi. Nessuna nuova zona rossa, ma maggiori controlli dinamici e un rafforzamento dei servizi sul territorio, anche di notte, allo Zen e a Sferracavallo. Nel corso della mattina c'è stata una riunione del coordinamento delle forze di polizia presieduta dal prefetto Mariani, alla quale hanno partecipato anche il procuratore della Repubblica Maurizio De Lucia, mentre nel pomeriggio il prefetto ha tenuto una riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni anti-racket. A loro è stato chiesto un rafforzamento dell'impegno a fianco dei commercianti anche per attivare quando necessario le norme di sostegno anti-racket. Positiva ma prudente la reazione di abitanti e commercianti della borgata di Sferracavallo.
Io mi auguro che questa attività possa essere continuata nel tempo, specialmente in estate e la notte soprattutto, quando la borgata è più vulnerabile a questi attacchi. C'è bisogno di educazione, manca quello, purtroppo. Intanto giovedì 28 maggio, fra 2 settimane, a Sferracavallo, come già avvenuto nei mesi scorsi allo Zen, sbarcherà la Commissione regionale antimafia. Si terrà una seduta pubblica di solidarietà e di vicinanza al quartiere, agli abitanti e ai commercianti. Già nella relazione al Parlamento regionale di 2 anni fa, ricordato il presidente Cracolici, si era manifestata la preoccupazione per la crescente circolazione di armi anche da guerra. Arresti per droga a Catania. I finanzieri hanno bloccato un uomo che trasportava in auto 4,5 kg di cocaina del valore sul mercato nero di 1 milione di euro. Il controllo dei militari è scattato all'uscita del casello autostradale di Acireale. Intanto la polizia ha arrestato un 32enne che su uno scooter trasportava a sua volta più di 2 kg di cocaina. E sempre a Catania gli agenti della questura hanno arrestato un giovane che aveva uno stock vario di droghe, anche sintetiche. Alessia, la bambina affetta da un tumore aggressivo, non ce l'ha fatta purtroppo, è morta dopo aver lottato come una guerriera contro una malattia che non le ha dato scampo. Grande tifosa della Palermo, era diventata un'icona dei supporter della squadra. Camera ardente allo stadio. Marco Gullà. San Giovanni La Punta, la morte di Suor Nadir, affogata in mare per salvare 2 sorelle che rischiavano di annegare, ha commosso tutti, non solo la comunità della Carmelitana e l'arcidiocesi di Catania, ma anche i fedeli e la gente comune che riflette oggi sul significato delle parole coraggio e altruismo in un mondo pieno di violenza. Eva Spampinato. Si sono messe in auto di buon mattino per venire a dare l'ultimo saluto a Suor Nadir qui a San Giovanni La Punta, alle porte di Catania. Voi da dove arrivate? Dalla Mezzia Calabria. Siete venuti apposta? Sì, apposta, perché siamo pure noi brasiliani e quindi la conoscevamo. Le consorelle del monastero delle Carmelitane invece sono ancora sconvolte da quei momenti di panico vissuti tra le onde alte della spiaggia di Vaccarizzo, dove è poi annegata Suor Nadir per salvare 2 sorelle. Noi faremo il documento giusto come Carmelitani, mi scusa. Senta, ma un messaggio che volete mandare? Ma il via vai di fedeli e amici oggi è incessante. L'ho vista ora, è serena. È bellissima e ha donato la sua vita per le sue suore. Morire per amore. Il messaggio più potente che esista, di coraggio e generosità in un mondo dominato da violenza ed egoismo. Ha rappresentato lei quello che si dovrebbe fare, quello che dovremmo essere. Non deve essere un mondo sempre di egoismo, un buon esempio. Ci salutavamo, ci facevamo gli occhi dolci. Settimanalmente loro venivano da noi e davamo un sostegno anche alimentare, di vestiario per i loro assistiti. Qui davanti al piccolo monastero la morte oggi assume un'altra sostanza e apre le porte alla riflessione. Un segno di luce per i giovani, pure per le famiglie, è ciò che ha fatto lei. La storia della giovane suora brasiliana è un esempio universale, nata in una famiglia poverissima, cresciuta dagli zii, finita in brutti giri di estremisti politici, a 15 anni la conversione, come ha raccontato lei stessa. Perché sono l'amore di Dio, può spiegare che una giovane adolescente ribelle. Una morte che lascia un vuoto, ma anche un grande insegnamento che va oltre la religione. A Cefalù un uomo di 71 anni è stato trovato morto in casa dai vigili del fuoco. Era in avanzato stato di decomposizione. A vegliarlo la moglie, trovata in stato di shock. La procura di Termini Imerese ha disposto l'autopsia. La donna è stata ricoverata in ospedale. A Siracusa non solo crisi idrica, ma anche miasmi. La città stamattina si è svegliata con un'ondata di forti maleodori di idrocarburi e sono state tantissime le segnalazioni dei residenti e nel frattempo la sicurezza è messa a rischio anche dal degrado per assenza di cura del verde. Francesco Aloi.
Stamattina si è svegliato, ha aperto la finestra e l'ha richiusa perché non potevo lasciarla aperta, perché sennò si infettava tutta la casa. Aria irrespirabile e finestre chiuse. Siracusa si è svegliata così, con un forte odore di idrocarburi, avvertito anche nei comuni limitrofi. Si è intasata tutta la casa, una puzza tremenda di petrolio. Ma non è solo stamattina. Capita spesso. Centinaia le segnalazioni sull'app Nose, pensata proprio per dare voce ai cittadini che diventano informatori. Inutile dirlo, quasi certo che tutto arrivi dal polo petrolchimico di Priolo, probabilmente favorito dall'umidità. L'ARPA ha subito attivato i campionamenti dell'aria. Non se ne può più, è sempre stato così, ma già è da qualche anno che è così. A Siracusa però le lamentele arrivano anche per il degrado, che mette a rischio la sicurezza. Qui siamo alla Balza Cradina, a 2 passi dalla latomia dei Cappuccini, un'area di attesa sicura in caso di calamità, dove invece impera la vegetazione spontanea. Impedisce sia a noi sia ai nostri amici a 4 zampe di poter passeggiare tranquillamente. Qui, come in altre zone della città, c'è il Festival di topi, pulci e zecche, perché a Siracusa la cura del verde non va di moda. A Barcellona, Pozzo di Gotto, ha arrestato l'uomo che tempestava di telefonate e messaggi la ex, a cui aveva nascosto nell'auto anche un dispositivo di tracciamento GPS per poterla localizzare in tutti i suoi spostamenti. La donna collega di lavoro dello stalker veniva anche pedinata e minacciata di ritorsioni fisiche. Adesso lui però è in carcere. A Ragusa i ragazzi dell'ANFAS, l'Associazione delle Famiglie delle Persone con Disabilità, si prendono cura degli spazi verdi del centro facendo giardinaggio. Affiancati dagli operatori godono del sole e dei colori dei fiori. Veronica Barbarino. Piacciono i fiori? Sì, abbastanza. Li pulisco, li tolgo quelli vecchi, metto quelli nuovi. Innaffiare. Non sbocciano solo fiori, ma anche fiducia, autonomia e relazioni nei vasi della Fondazione ANFAS Ragusa Comunità e Futuro ETS, dove ogni giorno prende forma un progetto speciale. Da un paio d'anni ci occupiamo dell'ambiente, a livello di fiori, a livello oggi abbiamo piantato questa piantina di alloro, ci occuperemo di accudirla come si deve. Sto mettendo la piantina lì per farla diventare grande. Tra le attività del centro diurno ANFAS il giardinaggio diventa un'esperienza di grande valore, un percorso fatto di gesti semplici che si trasformano in grandi traguardi quotidiani. Il fatto di prendersi cura delle piante, di annaffiare le piante, di vedere crescere le piante, questo crea soddisfazione e gratificazione e anche aumento di autostima, di sicurezza in se stesso, oltre che una crescita personale appunto e relazionale. Ma non è solo la terra a raccontare queste storie di crescita. Al centro ogni giorno prendono forma altri percorsi, dalla ceramica, dove le mani modellano idee e creatività, al laboratorio artistico, dove la manualità diventa occasione di concentrazione, collaborazione e gratificazione. Tutto per offrire a ciascuno la possibilità di esprimersi e imparare. Bellissimo, a Ragusa. Da venerdì a domenica nella tenuta Ambelia di Militello in Val di Catania tanti sport equestri e sano divertimento nella natura con la 7ª Fiera Mediterranea del Cavallo, un evento gratuito per tutti che riserva tante sorprese. Simona Mazzone. Un concorso di salto a ostacoli, un circuito allevatoriale, un'area dedicata alle razze autoctone siciliane e poi spettacoli, prodotti tipici dell'isola e per finire il Gran Galà. Saranno 3 giorni straordinari nel fine settimana dal 15 al 17 maggio alla tenuta Ambelia in territorio di Militello, dove è stata allestita la 7ª Fiera Mediterranea del Cavallo, organizzata dall'Istituto Incremento Ippico con il patrocinio della Regione Siciliana e diversi partner istituzionali. Un evento gratuito che torna sempre più ricco. Si vedranno più di 300 binomi, il puro sangue orientale, il cavallo sanfratellano, il cavallo siciliano, l'asino pantesco, l'asino ragusano e l'asino grigio ferrante di Rosso Malpelo di Verga,
su cui stiamo lavorando per avere l'apertura del libro genealogico. Tra le novità attese quest'anno il nuovo logo dell'istituto per un progetto sempre più ampio e ambizioso da proporre al territorio, ma che punta anche alla partecipazione a fiere e eventi oltre lo stretto. L'istituto fa il restyling, il nuovo logo rappresenta un connubio tra la storia, tra la tradizione e il futuro, tant'è vero che è presente il simbolo del deposito Stallone che rappresenta la storia, da dove nasce l'istituto, e poi c'è l'idea dell'azione, l'idea del movimento e dell'innovazione, che è quello che interpreta l'istituto in questo momento. Durante la manifestazione saranno esposti una sella e un frustino concessi dalla Casa Museo Gino Augusti appartenuti a Francesco Baracca, celebre aviatore della Prima Guerra Mondiale, che li ha donati a Enzo Ferrari, da cui ha ideato il logo delle sue fiammanti automobili. Musica, dopo i trionfi internazionali, il trio del Volo sarà per la prima volta in Sicilia a luglio, al Teatro Greco di Siracusa, poi a Taormina. L'emozione di questo debutto con Ignazio Boschetto e Piero Barone, i due tenori siciliani del trio, che usciranno anche con un nuovo singolo. Eva Spampinato. I'm Ignazio, I'm Piero, I'm Gianluca. We are Il Volo. 17 anni di successi in giro per il mondo, partiti poco più che bambini dall'Italia e diventati icone globali del bel canto. Nella loro carriera hanno cantato nei palcoscenici internazionali più importanti. L'America Latina è diventata la loro seconda casa, ma c'è sempre una prima volta che sa di stupore e meraviglia, e sarà proprio in Sicilia. Io personalmente sono quasi un anno che non torno in Sicilia, quindi siamo molto felici. Poi Siracusa sarà la prima volta che canteremo lì. Noi, oltre che essere dei visitatori, saremo anche protagonisti di quel posto, ma protagonista sarà anche il pubblico, perché noi ci teniamo a definire il pubblico parte integrante del concerto. Dopo il sold out in America Latina e negli Stati Uniti, il Volo tornerà in Italia e a luglio debutterà al Teatro Greco di Siracusa, l'11 luglio. Non conosciamo il posto, quindi sappiamo che è uno dei posti più belli in Sicilia da dove potersi esibire, ecco. Per poi raddoppiare al Teatro Antico di Taormina il 22 e il 23 agosto. Che effetto fa tornare in Sicilia, in teatri storici che hanno una storia incredibile e impressionante, dopo aver girato in realtà davvero tutto il mondo? Per noi siamo molto affezionati a Taormina, anche perché Taormina è stato uno dei primi concerti che abbiamo fatto in Italia nella nostra carriera. Intanto sta per uscire il nuovo singolo Cuerpo sin alma con la star latina Carlos Rivera, una versione italo-latina della canzone di Riccardo Conciante, Bella senz'anima. Con Carlos c'è sempre stata una grande amicizia, un po' come nascono le cose più semplici in una cena, anche perché il padre era molto fan di Riccardo Cocciante quando la canzone esplose anche in Latino America. Prepareremo un tour, perché tra qualche anno saranno 20 anni di carriera, però prima di tutto questo ci sono le puntate su Canale 5 di Tutti per Uno, quindi c'è tanto lavoro, ma siamo felici perché viviamo facendo quello che amiamo fare, per cui siamo nati. Bene, aspettiamo quindi il volo in Sicilia, adesso breve pausa, tra poco il calcio con il Catania che domenica giocherà la prima partita dei play-off. Vi aspetto. Calcio, domenica il Catania giocherà la prima partita dei play-off, domani test con il Santa Venerina a porte aperte e Toscano proverà i suoi giocatori in vista proprio della prima gara. Francesco Triolo. Domenica il debutto nei play-off, un impegno che si avvicina e che il Catania sta preparando da giorni, prima a Veronello, adesso in sede. Questa mattina i rossazzurri hanno svolto un'altra seduta di avvicinamento alla gara di domenica, una sfida d'andata che si giocherà lontano dal Massimino contro un avversario ancora da definire, lo dirà il sorteggio dopo il ritorno del primo turno nazionale. Toscano si porta dietro un paio di certezze arrivate dal ritiro della scorsa settimana, quelle dei recuperi di alcuni giocatori chiave come Miceli, Donnarumma e Casasola, tutti fermi nell'ultima giornata di campionato a Caravaggio e nel 4-1 di giovedì scorso contro l'Inter Under 23, che però
hanno giocato poi la partitella in famiglia finale. Casasola è quello che più degli altri sembra essere in grado di accorciare i tempi del rientro inizialmente previsto per la gara di ritorno del secondo turno nella fase nazionale dei playoff ed essere quantomeno convocabile per la sfida d'andata. L'unico che al momento sembra essere più indietro è Corbari, che si spera di recuperare per il ritorno al Massimino. Un test significativo per capire le condizioni attuali di tutta la rosa potrebbe essere quello di domani, con una sorta di allenamento congiunto che la società sta organizzando probabilmente con il Santa Venerina, vincitrice del campionato di promozione. Per l'occasione le porte del Massimino dovrebbero essere aperte. Noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.